Parla tifoso napoletano. Bentornati al nostro esclusivo canale di notizie sul nostro amato club. Oggi vi portiamo informazioni che pensano con il cuore dei napoletani. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, solitamente discreto nelle sue dichiarazioni, ha sorpreso tutti con una recente intervista che potrebbe avere un impatto significativo sul futuro del nostro tempo. Resta sintonizzato mentre esploriamo i dettagli di queste dichiarazioni e cosa potrebbero significare per il Napoli. Ma prima di iniziare, premi il pulsante mi piace se sei un vero napoletano. In questa inaspettata intervista rilasciata ad un giornalista televisivo di Chiringuito in zona mista, Aurelio De Laurentiis rompe la tradizione del silenzio e risponde ad alcune domande in modo cortese e franco. Una delle domande più importanti riguardava il futuro di Victor Osimhen, e De Laurentiis ha rassicurato i tifosi precisando che il rinnovo del contratto del giocatore non è un problema. Ha sottolineato che chi resta a Napoli è felice, il che è sicuramente musica per le nostre orecchie. Queste parole riflettono la fiducia del presidente nell'impegno dei giocatori nei confronti del club e il suo desiderio di continuare a lottare con la nostra maglia. Inoltre De Laurentiis ha dichiarato classe rispondendo ad una domanda su Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli. Ha sottolineato che Ancelotti merita il massimo rispetto, non solo come uomo, ma anche come ex calciatore e grande allenatore. Queste parole sottolineano l'importanza del rispetto e della gratitudine nel mondo del calcio, qualcosa che è essenziale per mantenere un ambiente positivo e unito nel club. Allora, tifosi, queste dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis ci infondono ottimismo sul futuro del Napoli. La conferma della voglia di rinnovare Osimhen e la dimostrazione di rispetto per Ancelotti sono segnali positivi che ci riempiono di speranza per le prossime stagioni. Ma ora vogliamo sentire la vostra opinione, nostri fedeli seguaci. Cosa ne pensa di queste dichiarazioni del presidente De Laurentiis? Credono che il rinnovo di Osimhen sia fondamentale per il successo del club? E come giudica il rispetto dimostrato nei confronti di Ancelotti? Lascia i tuoi commenti qui sotto e non dimenticare di mettere mi piace a questo video e di iscriverti al canale per aggiornamenti più entusiasmanti sul Napoli. Insieme siamo più forti. Forza Napoli sempre!